È morto all'alba all'ospedale di Sant'Orso Leandro Caprarelli, 34 anni, manutentore dell'azienda Tecnorinergy di Malo, che lunedì mattina era caduto dal tetto della Marmi De Marchi di via Barsanti nella stessa cittadina vicentina. Troppo gravi le ferite che aveva riportato cadendo per 5 metri dal tetto del capannone della ditta dove stava lavorando alla manutenzione dell'impianto fotovoltaico. Sulle cause dell'incidente mortale sono ancora in corso gli accertamenti da parte dello Spisal. Non si sa cosa possa aver ceduto o se l'operaio possa avere avuto un malore. Caprarelli era originario di Esperia, in provincia di Frosinone, ma era residente nel Vicentino. I titolari del marmificio hanno riferito di averlo visto per la prima volta, mentre quelli della ditta Tecnorinergy di Malo sono sconvolti e non hanno voglia di parlare di quanto è successo. Caprarelli, nonostante i veloci soccorsi, anche con l'elicottero, era arrivato all'ospedale dell'Alto Vicentino in stato di coma. Le sue condizioni erano apparse subito disperate e a nulla sono valsi gli sforzi dei sanitari.